Sono la dottoressa Rosanna Golin, direttore dell'unità operativa di pediatria e patologia neonatale di Cittadella. Il 17 novembre ricorre la giornata mondiale della prematurità. Nel mondo un bambino su 10 nasce prematuro. Circa il 7% dei pretermine nasce al di sotto delle 37 settimane di gestazione e circa l'1% nasce sotto le 32 settimane. Nel Veneto ogni giorno nascono 8 bambini prematuri. I 3 punti nascita della nostra ULSS Euganea, Campo San Piero, Cittadella e Schiavonia, sono organizzati in una rete il cui fulcro principale per la gestione del prematuro è Padova. Per quanto riguarda l'ospedale di Cittadella, è presente una neonatologia e una patologia neonatale. Abbiamo circa 1200 nati all'anno che nascono con età gestazionale in genere al di sopra delle 34 settimane di gestazione. Il nostro personale medico ed infermieristico ha una solida formazione professionale in ambito neonatale e, qualora fosse necessario, è in grado di stabilizzare e gestire il nato pretermine anche di bassa età gestazionale, in attesa del trasferimento presso la TIN di Padova. Inoltre, accogliamo bambini residenti nel nostro bacino, nati prematuri presso l'ospedale di Padova, che necessitano di proseguire le cure nella nostra patologia neonatale. Tra i nostri obiettivi principali vi è quello di dare a tutti i neonati, in particolare a quelli più fragili come nel caso dei bambini prematuri, le migliori cure, sia dal punto di vista delle competenze scientifiche e tecnologiche che di care, cercando di sostenere i genitori in un periodo impegnativo e difficile e favorirli nello stare il più vicino possibile alle loro creature. Le associazioni di volontariato come il Pulcino, Cuore di Maglia, Team for Children, eccetera, da molto tempo ci danno un grande supporto nel sostenere le nostre iniziative a favore dei nostri bimbi. Sono il dottor Vecchiato Luca, direttore della pediatria e terapia intensiva neonatale di Campo San Piero. Oggi è la giornata mondiale della prematurità e sono qui oggi per dare un caloroso saluto ai nostri prematuri e alle loro famiglie. La nostra è una storia di un reparto che è stato sempre a fianco del prematuro, un reparto che è una storia di terapia intensiva neonatale di decenni. Purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto una pausa, un arresto, però ora siamo ripartiti con un entusiasmo e voglia di fare, per dare comunque il nostro contributo a questi particolari neonati. Per darvi un esempio, oggi il nostro reparto è pieno di prematuri ricoverati e sta per nascere un altro piccolo prematuro. Il nostro non è solo un lavoro, ma è una passione che mettiamo in tutte le cose che facciamo. Una passione che mette l'infermiera, per esempio, nel creare il nido all'interno del termoculla per rendere il più confortevole possibile la residenza, chiamiamola così, dei prematuri all'interno del termoculla. O la passione che mette il medico nell'usare la massima delicatezza anche nelle manovre più invasive e nelle situazioni più critiche. Per cui ora do un caloroso saluto ai nostri prematuri che sono qui raffigurati in queste fotografie appese dietro di me, e tutte le loro famiglie. Buona giornata mondiale della prematurità.